Buonasera, mi sento abbastanza a casa perché ho studiato qui vicino, in Viale Fra Ignazio, scienze politiche. Ho fatto una tesi, tra l'altro, su un frate, padre Ernesto Balducci, degli Scolopi. Non so se considerarli dei cugini in qualche modo del mondo salesiano, perché comunque si occupano di scuole con molta attenzione. Una tesi intitolata "Se vuoi la pace, prepara la pace". In una campagna elettorale, la parola campagna è una parola militare, è difficile parlare di pace perché si combatte con le idee, però bisogna pensare al dopo 4 marzo. Il mondo non finisce il 4 marzo, ci saranno tanti appuntamenti importanti ad attenderci. Il Presidente della Commissione Europea, tra un whisky e l'altro, Juncker, in questi giorni ha mandato un segnale chiaro: attenzione, siamo pronti a bastonarvi perché il quadro politico che emergerà non sarà molto chiaro. È la solita tattica di certi poteri europei che in questi anni hanno condizionato moltissimo la vita degli stati, hanno schiantato la sovranità di interi popoli, imponendo un austerity che è l'elemento di riferimento della nostra vita di tutti gli ultimi anni. C'è una gravissima crisi su scala internazionale finanziaria partita nel 2007, alla quale l'Europa ha dato una risposta folle, che è la risposta dell'austerity, la risposta della diminuzione della massa sanguigna, sperando che potesse invece questo creare una maggiore vitalità del corpo che veniva salassato. Questa è stata l'Europa di questi anni. Molti paesi hanno subito dei trattamenti che sono veramente delle violenze, penso a tutto quello che è accaduto al popolo greco, ma qualcosa di simile è accaduto in scala minore per le proporzioni all'Italia. E sono sempre lì, pronti ad aggredire il risparmio accumulato italiano, pronti a minacciare le conquiste che ci sono state di uno Stato sociale che è stato costruito in decenni. Chi è in grado di resistere a questo tipo di pressioni? Le classi dirigenti che abbiamo conosciuto non sono in grado di farlo. Lo hanno dimostrato, hanno ceduto in momenti importanti e hanno acconsentito alle politiche di austerity, hanno introdotto il precariato, ne hanno aumentato la dose nel corso degli anni, non hanno messo dei correttivi, non hanno ricostruito un ruolo dell'Italia in questo nuovo contesto. Il tentativo dei 5 Stelle è quello di fare un programma molto pragmatico. Qualcuno è rimasto anche insoddisfatto rispetto a questo programma perché, sapete, c'è un frame, viene chiamato così dagli esperti di comunicazione, una cornice nella quale viene inserita l'immagine di un avversario. Ed è sempre una cornice comoda, viene mostrato come un esagitato, come uno che ha tutti i difetti dell'inesperienza, dell'incompetenza. Lo stanno usando con molta forza in questi giorni alcuni partiti, questo esempio. E invece è un programma che sorprende molti per moderazione, nel senso che ci sono delle leve della sfera pubblica italiana che possono essere agite subito, senza passaggi secondari, senza aspettare ad esempio una rivoluzione o una riforma costituzionale profonda. Sia il centrodestra nel 2006 sia il centrosinistra nel 2016 sono stati sconfitti da referendum popolari che hanno rifiutato il tipo di riforme costituzionali che stavano proponendo in tempi diversi. Erano progetti ambiziosi, indubbiamente, però ci hanno fatto perdere un sacco di tempo e non hanno agito sulle cose su cui si poteva agire. Io direi che una delle priorità in questo momento è investire moltissimo in scuola, ricerca, cultura. Lo dico per la Sardegna, che ha i tassi di scolarizzazione peggiori in Italia e fra i peggiori in Europa, e questo si riflette sulle possibilità di occupabilità di ciascuno dei giovani. Si riflette nella
rigidità questo anche del sistema del lavoro. La nostra proposta del reddito di cittadinanza è, diciamo, un'idea che può non apparire originale, perché ha esempi significativi, importanti nel mondo, soprattutto nel nord Europa. La cosiddetta flex security, cioè un sistema flessibile che garantisce sicurezza. È un sistema che funziona se si investe in questo. La Svezia ha lo stesso numero di funzionari del Ministero del Lavoro dell'Italia, però è un paese che ha 9 milioni di abitanti, l'Italia ha 60 milioni. E l'efficienza di questi uffici del lavoro è straordinaria. In Danimarca è ancora maggiore in proporzione questa presenza. In Germania addirittura hanno 118.000 funzionari contro i circa 10.000 italiani. Cioè si è investito in una dimensione per cui chi perde il lavoro viene aiutato attivamente dallo Stato a ritrovarlo, a riqualificarsi, a formarsi. Voi state uscendo adesso dal percorso della scuola, affronterete l'università, sarete formati, ma probabilmente il 65% dei lavori che voi sarete chiamati a fare oggi non esistono nelle forme attuali. Quindi serve un sistema capace di riformarsi, di aggiornarsi, di avere una costante capacità di intercettare le novità del mondo del lavoro, dell'impresa, eccetera. Quindi questo è un campo in cui noi stiamo investendo un impegno molto forte. Potete leggere il programma sul reddito di cittadinanza come un elemento legato alla tutela del lavoro in forme innovative, le migliori che si possono conoscere in Europa. Per tutto questo e per altri programmi abbiamo previsto forme di copertura, una parte delle quali sarà in deficit, che è una parola che viene considerata con terrore, orrore nella logica comunitaria, ma che è ciò che ha utilizzato ampiamente ad esempio la Francia. Ha utilizzato il deficit per migliorare le performance del proprio sistema del lavoro, per garantire alle giovani famiglie di poter avere figli e di poterli accompagnare alla loro crescita. E questo spiega perché in Francia hanno i tassi di natalità più alti in Europa e l'Italia ha i più bassi, e all'interno dell'Italia, della Repubblica Italiana, la Sardegna ha i tassi più bassi ancora. Quando si registrano questi dati significa che c'è già un furto di futuro ai nostri danni, al quale bisogna rimediare investendo le risorse migliori. E per far questo bisogna investire molto anche nella scuola. I livelli di investimento nella scuola, nella ricerca, sono assolutamente insufficienti. E mi viene in mente quanto ancora viene investito nel sistema tradizionale in proporzione rispetto alle nuove forme di istruzione, di lavoro, di ricerca. Il piano Sulcis, di cui tanto si parla, riguarda il mio collegio, vantano le centinaia di milioni dedicati alla riaccensione di industrie che sono state chiuse alcuni anni fa, e fra tutte queste centinaia di milioni non vedo risorse dedicate alla scuola se non in minima parte. Si tratta di piccolissime percentuali. Ma da dove si vuole ripartire in un posto da cui si fugge? Sì, perché ecco, al di là di come si voterà in questi giorni, c'è gente che ha già votato, la gente che se n'è andata via, ha votato con i piedi, come dicono gli inglesi, prendono i piedi e se ne vanno. Moltissimi giovani soprattutto, non trovando occasioni di lavoro, a migliaia. Ci sono delle città importanti come Iglesias, Carbonia, che perdono 200 abitanti l'anno. E dove vanno? Vanno dove trovano lavoro, perché non ci sono le condizioni di partenza qui per trovare una istruzione adeguata e poi un lavoro. Su questo bisogna investire, a mio avviso, e bisognerà regolare tutte le priorità su questo. Il Movimento 5 Stelle è un movimento autenticamente popolare che sta raccogliendo le migliori energie della società e lo sta facendo anche con competenza. Ci sono persone che vengono dal lavoro come me, che si sono misurate per anni con le imprese e sanno
affrontare dei temi con estrema concretezza, e vediamo già degli esempi in alcune città, anche se ovviamente avviene dopo dei disastri che hanno lasciato le casse vuote. Grazie. Grazie. Partecipa, scegli, cambia. Il 4 marzo vota Movimento 5 Stelle con Pino Cabras, candidato nel collegio uninominale Sardegna 3 per la Camera dei Deputati.